purtroppo vostro fratello ha zigomo, naso, edema cerebrale steso, inoperabile, e questo è la causa. Ecco, ci è caduto il mondo addosso, perché noi almeno ci potevamo fare una ragione: muore perché ha fatto un infarto, capito? Certo, È morto, ha fatto un infarto, ma no perché va in un porto sicuro e viene massacrato. Lui è stato massacrato, perché per morire per traumi alla testa bisogna colpirlo più volte e in maniera violenta. C'è rabbia, ma soprattutto dolore nelle parole del fratello di Bruno Modenese, il 45enne di Pellestrina, ricoverato lo scorso 16 settembre nel reparto di psichiatria dell'ospedale civile di Venezia, dove si era recato di sua spontanea volontà e morto 3 giorni dopo. 2 infermieri sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Secondo l'ipotesi della procura, infatti, Bruno sarebbe stato colpito al volto, poi morto in seguito a un'emorragia cerebrale, forse nel tentativo di contenerne una crisi, ma ogni dubbio lo accerterà l'esame autoptico il 5 ottobre. Sarà ovviamente necessario per capire le cause del decesso e per capire le responsabilità, anche eventuali responsabilità di altri soggetti. Il quesito che è stato conferito è un quesito molto ampio per capire tutte le dinamiche dei fatti. I 2 infermieri dunque potrebbero non essere gli unici coinvolti. È ancora più allucinante che dei diciamo addetti ai lavori, professionisti, uccidano un ragazzo in psichiatria, un ragazzo fragile, sanissimo, sano come un pesce, che è arrivato con le proprie gambe all'ospedale e quando era arrivato nel porto sicuro invece purtroppo l'hanno ucciso. Gli organi di Bruno sono stati donati. La famiglia, assistita dai legali Renato Alberini e Augusto Palese, ora si mette nelle mani della giustizia mentre affronta il dolore di questa perdita. Intanto domani sera la comunità di Pellestrina ha organizzato una fiaccolata di solidarietà.